da un po' che Caselle voleva una mostra tutta sua, una rassegna di presepi con i migliori allestimenti della zona. Quest'anno i volontari dell'associazione Vita in Piazza sono riusciti nell'intento e per essere la prima edizione è davvero bella e completa. All'ombra del campanile di San Giacomo, centinaia di manufatti rappresentano la natività secondo stili e materiali diversi, dall'arte povera alla ricostruzione dettagliata, dal vetro di Murano ai gusci di noci, nocciole e bagigi. 140 presepi provenienti da tutto il Veneto e anche dalla Croazia. L'isola di Hvar ce n'ha mandato uno perché gemellati con il comune di Santa Maria di Sala. È una ricerca minuziosa. Abbiamo coinvolto tutte le associazioni del Veneto e fuori Veneto per portare in piazza dei presepi fatti da maestri presepiai e da principianti. Attorno ai presepi ruotano anche tante altre attività. La mostra di Caselle si rivolge col tono giusto soprattutto ai bambini. Venerdì prossimo vedremo tutte le scuole del paese che vengono qui a visitare il presepio. Domenica 22 abbiamo una slitta in piazza con Babbo Natale che dà i doni ai bambini. E per quanti se ne vedano, i presepi non smettono mai di stupire. Raccontano in modo realistico e minuzioso un evento simbolico. È un miracolo rivestito di fiaba che arriva dritto al cuore. Dobbiamo essere fiduciosi perché il Signore tutti i giorni nasce e tutti i giorni ci propone una vita nuova. E auguro a tutti un 2014 meraviglioso, un Natale di serenità. Noi siamo qui tutti i sabati pomeriggio, tutta la domenica mattina e tutte le domeniche pomeriggio fino al 6 di gennaio. Buon Natale a tutti e buon anno 2014!